Quando due persone stanno insieme, sposate da 30 anni, le cosiddette nozze di perla, questo non può che essere un successo, una prova d'amore costante, quotidiana nella vita. Io li riconosco dalla foto, grazie, me la mandate, poi riconosco soprattutto lui, ospite quotidiano nella vita mia da amico, ma settimanale per quanto riguarda Telepordenone, il vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato, il dottor Raffaele Padrone, e quella che vedete dietro è la moglie Loredana Delia. E oggi, pensate, hanno raggiunto il traguardo delle nozze di perla, 30 anni di vita insieme, ma non da fidanzati, magari in una foto 3-4, da persone sposate. Quindi figuriamoci quanti anni effettivamente si conoscono, condividono la loro vita, i loro segreti, le loro passioni e quant'altro. Oggi sono dedicati una giornata di sole, gli ultimi soli che ovviamente questo periodo ci può dare, e vedete il sole gli ha fatto brillare loro ancora di più gli occhi. Allora io ringrazio davvero la regia per averci supportato in questo contributo, ma soprattutto voglio fare tanti auguri all'amico Raffaele Padrone e alla consorte Loredana Delia per questo brillante traguardo ottenuto. Complimenti, poi ci vedremo la settimana prossima. Grazie Raffaele per essere ovviamente sempre presente qua in studio con noi. Andiamo allora con Mattia Tirelli, consigliere comunale a Pordenone.